15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di nuovo a voi la linea. Grazie Castellana Sveva, alle 18, 16 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato dall'album della Febbre del sabato sera Kool and the Gang, Open Sesame, Apriti Sesamo 1976. Antonino Danna al microfono con voi con Lorenzo Viviani. Tra l'altro questa puntata di Chilometro Zoom è la numero 957, ne mancano 43 per arrivare a 1000. Ci avviciniamo. Io partecipo con un... Quanto ne fai alla settimana? Perdonami, 5? Io ne faccio 5 alla settimana, certo. Quindi un quinto di queste 900 le fate con me, è possibile? Sì. Ebbene sì. Pensa quanta strada abbiamo fatto assieme. Sì, veramente. Un declino continuo, un declino verso l'abisso. Comunque, detto questo, sono le 18, pensa, 957 diviso 5 fa 191,4. No, è impossibile. Ci uniamo. Arriviamo a 200. Dovresti vedere quando abbiamo fatto 200 insieme. Facciamo una puntata speciale, tipo Topolino, quando arrivava ai numeri tondi, poi faceva il puntatone. Te può sentire, no? Detto questo, siamo addirittura d'arrivo, perché poi avrai il cui Parlamento, poi andrai a fare una cosa che penso che sia la più grande, pregio di questa radio, quindi andrai sul campo e parlerai con un sindaco che combatte contro le intemperie, perché ricordiamo, noi scherziamo, noi ridiamo, noi vi portiamo alcune notizie,
dal mondo, sempre legato al mondo dell'agricoltura, però in questo momento una parte della nostra Italia è in difficoltà col maltempo, quindi stanno arrivando le piene dovute alle piogge che ci sono state in queste ultime ore, quindi insomma siamo col fiato sospeso, stiamo seguendo anche le allerte. Devo dire la verità, per adesso la mia zona, ad esempio, della Liguria, è stata, è passato vicinissimo una perturbazione che invece ha colpito la Toscana. Vedremo nelle prossime ore come andrà. Il problema, soprattutto, mi viene da pensare ai poveri agricoltori romagnoli che hanno già passato tantissimi problemi legati proprio al brutto tempo, quindi speriamo veramente in bene, perché anche se hanno avuto una grandissima forza per rialzarsi in piedi, è impensabile che, insomma, gli auguriamo veramente che non ci sia l'ennesimo caso in cui devono poi correre al lavoro e tutto, perché guardate, purtroppo è una cosa che chi lavora nel primario, e non voglio dilungarmi, poi ti lascio, so che è l'ospite tra poco, però chi lavora nel primario rispetto a tanti altri tipi di lavoro, perché poi l'alluvione si abbatte sui civili, sui comuni, sulle città, allaga case, però guardate, chi lavora nel primario e che deve essere, io penso anche al mio mestiere passato, quando che perdevamo gli attrezzi, recuperavamo gli attrezzi, sei sempre in balia, oppure le barche nel brutto tempo. Penso all'agricoltura che investe tutto e poi perde tutto in un colpo. Ecco, è veramente lavori ore, magari anche giorni, lavori magari anche mesi solamente per rimettere in produzione. Quindi hai perso i soldi, per provare a avere uno stipendio devi perché lavorare giorni, mesi, per rimetterti in produzione. Quindi ragazzi, tanto di rispetto a queste persone e veramente un bocca al lupo in queste ore. Antonino! Allora, grazie a te Lorenzo, ci ritroviamo il 21 che sarà primavera. Sì, poi faremo, ne parlavamo prima, nei momenti diciamo di calma, faremo un mega puntantone e ve lo diremo la prossima puntata, da un posto e da una fiera abbastanza importante in quel di Verona, ma ci sarà una cosa nel mese di aprile. Sapete già di cosa parlo, ma ne parleremo nelle prossime puntate di Chilometro Zoom. Un salutone a tutti voi, ciao, alla prossima! Grazie a te, ciao Lorenzo, noi facciamo un piccolo stop e poi qui Parlamento con l'onorevole Simona Loizzo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie tante Sveva. Allora noi adesso dovremmo entrare in contatto con l'onorevole Simona Loizzo per il Qui Parlamento. Perché? Perché lo sapete, lei è una dottoressa, è un medico, non è soltanto appunto una deputata della Lega, e in quanto tale chi meglio di lei può parlare del tema di stasera, che è l'abolizione dei test in quel di medicina. Per cui quando avremo con noi l'onorevole Loizzo saremo pronti per parlare con lei di questo tema. Andiamo a dare un'occhiatina intanto alle agenzie, vediamo che sta succedendo nel mondo alle 18:22 minuti e 30 secondi ora italiana, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e segnatamente vediamo un po' che cosa ci dice stasera l'agenzia ANSA, se naturalmente le linee sono abbastanza veloci. Vedete, stasera c'è un po' tutto fuori. Ecco qua, abbiamo l'onorevole Loizzo, meglio parlare con lei. Vai con la sigla. Ciao a tutti. Qui Parlamento. E allora, cara onorevole Loizzo, ben trovata e bentornata ancora una volta in trasmissione. Ciao a tutti.
Buon Allora, venerdì sera a tutti. grazie. Onorevole, senta, io, insomma, chi meglio di lei può dire la sua sull'abolizione dei test a medicina, visto che sto parlando anche con una dottoressa, cioè con un medico? Allora, un grande successo anche della Lega, perché è stata una proposta del senatore Marti in Commissione Cultura del Senato, poi noi l'abbiamo convalidata alla Camera, adesso è legge, una legge quadro che prevede l'abolizione del test di medicina, l'abilitazione al semestre per tutti coloro che vogliono cimentarsi in questo semestre, alla fine, al termine del quale ci sarà poi un esame sempre nazionale attraverso il quale si passerà poi alla facoltà di medicina. Contestualmente al semestre si potrà iscriversi non solo a medicina ma a tutte le facoltà attinenti, quindi biotecnologia, veterinaria, odontoiatria, eccetera, in modo farmacia, cioè tutte quelle del profilo biomedico, in modo da non sprecare il semestre laddove non si superasse il test semestrale. Quindi una grande battaglia vinta rispetto a tanti soldi spesi dai genitori per formare i ragazzi ai test, con test spesso in aramaico o che facevano delle domande La poco grattachecca, attinenti. me ne ricordo Sì, uno sì, così. sì, assolutamente, sì. Veramente assurdo. Ecco, appunto, non è meglio chiedere ai ragazzi se verificare se e quanta motivazione abbiano per fare un mestiere che non è assolutamente facile e che è per vocazione? Sì, diciamo che non bisogna scegliere in base al posto di lavoro che magari da medico si trova prima degli altri, bisogna scegliere in base alle proprie attitudini personali, comprendendo che è una professione assai difficile in cui mantenere il giusto rapporto tra etica e scienza è ancora più complesso, e poi con turni massacranti, spesso aggressioni negli ospedali, uno scudo penale che è ancora parziale, non comprende una serie di episodi in cui invece il medico fa il proprio lavoro e spesso viene citato in giudizio e anche perseguitato da inutili ricorsi alla giustizia. Quindi mestiere difficile in cui ci vuole una bella dose di coraggio, di dedizione e anche di etica, quindi che non guardi soltanto al guadagno economico ma soprattutto all'etica dell'assistenza al paziente. Senta, un amico prete una volta, quando gli ho chiesto perché ti sei fatto prete, mi ha risposto: non si chiedono le ragioni di una vocazione. Quindi lei è libera di rispondermi i fatti tuoi, ma lei perché ha deciso di fare il medico? Assolutamente faccio un medico di servizio, quindi per vocazione. Questo me lo riconoscono in moltissimi, perché comunque la dedizione al paziente è una cosa che a me mi gratificava, quindi io rispondevo e rispondo ancora al telefono la notte, mi preoccupo dei malati che sono in emergenza urgenza. Però io avevo la genetica favorevole perché mio padre era come me, quindi mi ha insegnato a fare il medico nell'unico modo possibile, quindi per vocazione. Questa è la cosa più importante. Senta, onorevole, quali sono ora i suoi prossimi appuntamenti? Beh, noi abbiamo finalmente il comitato ristretto per le terapie digitali, quindi cercheremo di arrivare a un testo base unico con le opposizioni, questo è un grande traguardo per la sanità contemporanea che si apre a farmaci che non sono farmaci ma sono algoritmi relazionali, quindi nelle malattie neuropsichiatriche o anche in quelle neuroendocrine o anche quelle semplicemente croniche come il diabete o reumatiche possono fare la differenza. Molto interessante. Senta,
Mi permetto di usare per un momento questo spazio per una richiesta. Io sono stato qualche giorno fa a parlare con l'epatologo e parlando siamo finiti a parlare di chirurgia bariatrica e di interventi. E lui mi ha detto una cosa: lo Stato non passa l'Ozempic, cioè passa la chirurgia bariatrica, ma non i farmaci appunto che sono stati introdotti di recente. Mi diceva che una cura del genere costa qualcosa come 280 euro mensili. Possibile che lui dice, se prendiamo a rimborsare l'Ozempic per quelli con un indice di massa corporea di 27, è chiaro che lo Stato non riuscirebbe a stare al passo con i conti, ma almeno da 30-35 in su si potrebbe fare. Lei che ne pensa? Guardi, io spassionatamente ne penso che la terapia antiobesità deve avere un suo target, quindi deve essere dato al malato veramente obeso, non quello che vuole mangiare e poi farsi il farmaco per dimagrire. In questo sono molto scientifica perché ritengo che vada destinato a chi ha più disfunzioni, quindi a chi è obeso, in uno stato di prediabete con rischio cardiovascolare elevato. Non si può dare un farmaco per dimagrire a tutti quando ci sono delle sane abitudini alimentari che impattano anche in un peso normale. Quindi le scorciatoie in medicina non sono assolutamente concesse. Non penso che il farmaco antiobesità debba essere data a chi poi non vuole controllare le proprie abitudini alimentari e si affida esclusivamente al farmaco per dimagrire. Certo, e questa mi sembra una cosa giusta. Insomma, lei dice, però nel caso di un percorso appunto medico-scientifico bariatrico si potrebbe quindi pensare a farlo passare alla mutua. Assolutamente sì, ma come diciamo preparatorio ma stiamo parlando di grandi obesi, alla chirurgia bariatrica, per arrivare alla chirurgia bariatrica con meno chili. Questa è una condizione che però secondo me si doganerà presto. L'importante è che l'uso del farmaco sia limitato a chi ha veramente bisogno, e tra questi certo possiamo introdurre anche quelli che si avviano alla chirurgia bariatrica perché arrivino al letto operatorio insomma in migliori condizioni rispetto alla partenza. Molto bene. Allora, grazie del suo tempo e del suo impegno e al piacere di risentirci presto. Grazie a Radio Libertà, a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio. Grazie, buona serata. Arrivederci. Sigla e andiamo in pausa e poi ci sentiamo i Bee Gees con Night Fever 1977. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Oh, Night Fever dei Bee Gees. Eccoci qua, insomma, per questa puntata, come sempre, di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, 18, 35 minuti e 40 secondi. C'è qualcuno che la Night Fever, la febbre notturna ce l'ha e non è quella del ballo. Non è quella del ballo perché, vedete, batte ora l'ANSA, allerta rossa anche domani in Toscana ed Emilia Romagna, picco dell'Arno a Firenze alle ore 20. Nel capoluogo toscano chiusi musei, teatri e cinema. Il governatore Gianni chiede la protezione civile. In Veneto pioggia e neve, a Venezia attivato il MOSE. Allora, la situazione, vi dico anche che cosa scrive pensate che a Firenze alcuni negozianti, scrive l'ANSA, hanno anticipato la chiusura della loro attività, in certi casi anche per raggiungere le proprie abitazioni in aree più colpite dal maltempo, come Sesto Fiorentino e Scandicci. Per quanto riguarda invece il commercio su area pubblica, la chiusura delle attività alle 14 di domani è prevista dall'ordinanza della sindachessa Sara Funaro, in base alla quale i gestori di attività economiche concessionari di aree presenti all'interno dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche dovranno garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Allerta rossa anche domani, poi, per il maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna, lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione Civile che valuta un'allerta arancione su settori di Toscana ed Emilia-Romagna e gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Molise. Il bollettino prevede ancora pioggia al centro-nord, venti di burrasca, mareggiate al sud. Bene, mentre questo accade, diciamo così, in pianura, in montagna addirittura c'è chi la notte prende il lanternone, prende la macchina, si avvia su strade che non sono propriamente la quintessenza della comodità per viaggiarci sopra e va a controllare che i ponti non finiscano sormontati dall'acqua o che non crollino. Chi è? È la sindachessa di Polinago, 810 metri sul livello del mare, provincia di Modena, la nostra Simona Magnani, che altre volte è stata nostra ospite proprio per i problemi legati al clima e i problemi legati soprattutto agli smottamenti e le frane, la quale questa sera, oltre a raccontarmi questa cosa, il che ai miei occhi, se permettete, io trovo che è una giovane donna che in piena notte molla la famiglia e quant'altro per fare il suo lavoro e andare di persona a controllare la sicurezza dei suoi cittadini, sia semplicemente eroica, specialmente in un momento come questo e con il rischio che questa attività rappresenta a quelle quote e a quest'ora. E lei racconta che cosa succede e dice anche un'altra cosa, che la regione Emilia-Romagna in questo momento non c'è. Figliuolo c'era, e come se c'era. Non ci credete? State a sentire che cosa ci siamo detti questa sera. Vai pure, Sveva. E allora, in queste ore l'Emilia-Romagna si trova ancora una volta in allerta maltempo. Noi abbiamo una piccola vedetta romagnola, anzi emiliana, che si trova in quel di Polinago, che mi si corregga se sbaglio, è provincia di Modena. La sindachessa, come? La sindachessa è Simona Magnani. Buonasera, signor sindaco. Buonasera, ben ritrovati. Ciao Antonino e un saluto a tutta Radio Libertà. Ben trovata. Allora, dall'altezza di 810 metri sul livello del mare, come siete messi? Com'è la situazione? Ma diciamo che questa è la 29esima allerta meteo dall'inizio dell'anno, quindi sicuramente non abbiamo iniziato l'anno bene da un punto di vista meteorologico, ma soprattutto è una situazione che continua da tutto l'inverno. Noi soffriamo, considerato che siamo comunque un comune di montagna, soffriamo per lo più gli aspetti legati alla stabilità dei terreni, quindi alle frane, al dissesto idrogeologico, anche se a partire dall'anno scorso iniziamo a vedere anche, ad affrontare anche criticità da un punto di vista idraulico. Per la prima volta l'anno scorso siamo andati sott'acqua con alcune abitazioni,
Quindi da qui possiamo capire un po' lo stato in cui siamo. Noi in montagna soffriamo gli aspetti idrogeologici legati alla stabilità dei versanti, al fatto che abbiamo terreni in pendenza e terreni prevalentemente argillosi, però in pianura purtroppo ciò che da noi è acqua di deflusso, in pianura è acqua nei fiumi, quindi rischio idraulico. Pertanto non siamo messi in una bella situazione. Ricordo che io sono entrata in amministrazione con le elezioni. Ecco, un attimo perché il telefono non ci ha aiutato, Sindaco. Allora, era entrata in carica con la sua amministrazione? Sono entrata in carica, sì, dicevo, nel maggio del 2023 e il primo atto che mi è competuto come sindaco è proprio stata un'ordinanza di chiusura dei plessi scolastici relativamente a un'allerta rossa di maltempo con le alluvioni di quel tempo. E da allora le cose non sono sicuramente saltata di nuovo. Come mai? fare i lavori anche per la mancanza di ditte che lavorano sul territorio. Stiamo ancora affrontando quelle situazioni, siamo in fase di ultimazione dei lavori che allora furono coperti con le ordinanze del generale Figliuolo. Ti ricordo, generale Figliuolo, che è stato tanto attaccato dalla sinistra in Emilia Romagna, quando in realtà fu adottato un metodo lineare, tecnico, veloce, che ha consentito comunque a tutti di accedere a fondi importanti per riuscire a risistemare le situazioni di allora. Quindi io non posso che ringraziare la gestione del commissariale di Figliuolo, che ci ha veramente aiutato tantissimo e accompagnato veramente con un metodo, con una logistica tipica forse anche dell'ambiente militare, che però ci ha consentito di darci un cronoprogramma e lo stiamo tutti rispettando. Cosa che invece le allerte dell'anno scorso, perché ricordo che nel 2024 ci sono state altre situazioni, noi particolarmente come zona territoriale del Modenese siamo stati particolarmente colpiti da più bombe d'acqua e più eventi alluvionali e ancora ad oggi, dal 2024, stiamo ancora aspettando Regione Emilia-Romagna che ci venga a dare almeno un supporto oltre alle parole. Quindi insomma Figliuolo non era così situazione. criticabile. No, assolutamente, ce ne fossero di gestioni oculate come quelle che portò avanti Figliuolo. Mi ricordo che il primo incontro che facemmo col generale, come amministrazioni colpite da questi eventi, lui ci mostrò un suo cronoprogramma, che credo differì rispetto all'effettiva applicazione di circa 10 giorni, quindi completamente in linea. Noi non possiamo veramente, poi con una disponibilità unica, in maniera anche molto semplice, con un gruppo di WhatsApp legato a tutte le amministrazioni, a tutti i sindaci, nel quale chiedevamo anche aiuto sulle modalità per proseguire nei vari iter istruttori di assegnazione dei lavori o meno, con risposte praticamente immediate. Noi veramente non possiamo dire altro veramente, noi siamo arrivati in fondo a tanti lavori in maniera anche abbastanza semplice. Poi ricordo, le difficoltà vanno anche oltre a questo, perché le grandi difficoltà che abbiamo noi comuni di montani è una difficoltà legata anche alla mancanza di ditte operatrici sul territorio, quindi a volte si deve aspettare la ditta che arrivi, che finisca un altro intervento, che arrivi sul tuo territorio per sistemare il tuo, che poi sono sempre quelle che girano di impresa. La maggiore difficoltà adesso è questa, trovare appunto operatori e imprese sul territorio. Con Figliuolo abbiamo superato tante mancanze. Oggi purtroppo siamo reduci di un territorio montano che ha vissuto dal dopoguerra, soprattutto noi in Emilia Romagna, ha vissuto politiche di tante parole e frasi fatte
con aiutiamo la montagna deve essere aiutata perché la presenza in montagna è un presidio importante, tutto quanto, ma che in realtà le parole non sono seguite ai fatti. E oggi noi subiamo effettivamente la mancanza concreta di interventi strutturali che ci avrebbero consentito anche di evitare tante criticità e tante situazioni. Quindi in questo momento come siete messi? Cioè, prima di cominciare questa nostra conversazione mi diceva che addirittura cioè i terreni lassù in montagna, sull'Appennino modenese, sono zuppi d'acqua. Sì, noi abbiamo una situazione di un perdurare di piogge tra piogge e neve da circa ottobre-novembre. Abbiamo terreni che sono completamente paludosi, abbiamo acqua che esce, il terreno continua a rilasciare acqua, purtroppo terreni saturi con una situazione comunque di tessitura di terreni di matrice terrosa come abbiamo, particolarmente suscettibile a questa presenza di acqua e li porta più facilmente a franare. Se noi volessimo fare uno skyline del nostro territorio in questo momento, chiunque prende una finestra sul nostro comune, vede un campo, vede un versante, una frana la trova. Abbiamo i campi che sono completamente massacrati, anche a livello proprio di imprese agricole troveremo un'enorme difficoltà nell'affrontare la stagione primaverile estiva con campi messi in questa maniera qui. È un dissesto diffuso ovunque, per non parlare poi dei torrenti e anche dei ridi, del reticolo idrografico principale maggiore, che abbiamo scarpate erose, dove mancano materialmente i fondi per poterli sistemare. Ricordo che la maggior parte di questi interventi, di questi dissesti, si va ad aggiungere a quelli già che abbiamo subito l'anno scorso e nel 2023. Sul 2023 stiamo agendo bene grazie a Figliuolo, dal 2024 ad oggi non abbiamo ottenuto risposte. Ecco, cioè, in altre parole, voi siete a rischio frane e anche a rischio isolamento, se ho ben capito? Noi abbiamo alcune famiglie in questo momento che riescono ad arrivare a casa in maniera abbastanza precaria. Stiamo garantendo l'apertura, manteniamo l'apertura della strada per poter accedere a casa, però abbiamo situazioni di enorme difficoltà. Noi come Comune di Pollinaso in questo momento abbiamo tre strade chiuse completamente. Da noi la viabilità non è già semplice, quindi trovare una strada chiusa anche per un residente significa anche allungare la strada per arrivare a casa di 10-15 chilometri. Non siamo sicuramente messi bene, questo è molto preoccupante, anche perché siamo solo a marzo e considerando che non siamo riusciti a sistemare nulla nel 2024, anche a seguito delle dimissioni di Bonaccini, quindi delle nuove elezioni regionali che sembrava che dovessero sbloccare un po' tutti i vari iter, ma che oggi non si sono ancora sbloccati, noi arriviamo ad affrontare il periodo critico, che è il periodo ormai consolidato di maggio e giugno, con delle criticità ancora non risolte, quindi criticità che si andranno ad aggiungere ad altre criticità. Siamo veramente in sofferenza. Andiamo bene, andiamo. E in tutto questo la Regione non dà risposte. No, ad oggi devo dire che col servizio di protezione civile siamo usciti, abbiamo fatto molti sopralluoghi e purtroppo anche loro hanno le mani legate perché non arrivano le varie indicazioni, siamo ancora in fase di approvazione del bilancio, sono sempre tutta una serie di giustificazioni e oggi siamo fermi. Ho capito, insomma, sostanzialmente in questo momento l'unica protezione civile vi viene offerta da nostro Signore Gesù Cristo nella speranza appunto che ci tenga un dito sopra e che non vengano giù delle frane. Bravo, stanotte quando pioveva di rotto con l'allerta rossa e tutto quanto, l'unica cosa era incrociare veramente le dita.
Andiamo. Poi in questo momento adesso aspettiamo che tra un po' dovrebbe ricominciare a piovere, che dovremmo avere un passaggio temporalesco ancora stanotte abbastanza pesante. Abbiamo già superato la soglia del livello 1 sui nostri torrenti, abbiamo superato anzi stamattina la soglia 2, adesso siamo ancora in fase sopra la soglia 1, quindi sicuramente andremo abbondantemente sopra la soglia 2 andare a stanotte e incrociamo veramente le dita. Io quando questa mattina mi sono svegliata la prima cosa era guardare innanzitutto che non ci fossero messaggi di aiuto o meno, ma era guardiamo alla luce del sole cosa è successo stanotte e la preoccupazione da qui nel giro di una settimana per capire se si muovono nuovi versanti, se abbiamo nuovi smottamenti. Ecco, ma a questo punto, no? Cioè, dopo quello che c'è stato per 2 anni di fila in Romagna, dopo tutte le polemiche che ci sono state, dopo che abbiamo dovuto sentire hanno messo Figliuolo, ma dovevamo gestire noi l'emergenza e quella, adesso Figliuolo non c'è più. Mi scusi, ma lei come sindaco si sente un po' presa per il culo? Con tutto il rispetto per lei e per il suo fondoschiena, ci mancherebbe, però si sente un po' presa in giro. Guardi, secondo me molti sindaci, anche dall'altra sponda, spererebbero che Figliuolo tornasse, che la gestione commissariale, come mi passi il termine, militarizzata, che poi effettivamente era così, con date, fondi certi, con cronoprogrammi non derogabili, quindi ci sarà dato veramente un metodo efficace, è stata una soluzione cioè, fantastica. Sicuramente sentire sempre criticare delle gestioni che in realtà funzionavano esclusivamente per mera vetrina politica è un po' prendere in giro i cittadini che sono sott'acqua, che sono rimasti sott'acqua, che poi guardiamo come è andato il voto in Emilia Romagna, si vede che andare sott'acqua a qualcheduno piace. Evidentemente. Sindaco, ma in un paese soprattutto di 1500 abitanti, lo sappiamo tutti, il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista e il prete sono le 4 autorità di cui peraltro si parla e si sparla abbondantemente, generalmente all'uscita della messa la domenica. Ma all'uscita della messa la domenica che le dicono i cittadini? O fuori dalla messa o quando vengono al Palazzo Comunale? Ma è ovvio che noi come piccoli comuni affrontiamo di tutto, quindi dalla problematica più grave, più importante, a delle situazioni che sono più private che pubbliche, che cerchiamo lo stesso sempre di dare una mano. Si parla veramente di tutto. Io devo dire che siamo comunque delle comunità da rispettare, che in maniera molto dignitosa affrontano anche situazioni che, a differenza per esempio dei comuni di pianura, quindi delle grandi città, noi viviamo, soffriamo anche la mancanza di servizi di prossimità, i cittadini nostri, proprio per l'amore che hanno per il territorio, in maniera molto dignitosa non vengono neanche a chiedere servizi che non possono ricevere. Quindi devo dire che e come tutti i montanari ci si tira sulle maniche e si va a lavorare. Ecco appunto, e gli agricoltori soprattutto cosa fanno in questo momento? Cosa riescono a fare, se riescono a fare qualcosa? Ma oggi, come dicevo prima, vedremo questa primavera, sperando che arrivi effettivamente la primavera, loro si troveranno sicuramente a che fare con delle proprietà e degli affettamenti particolarmente ammalorati da questi movimenti franosi. In questo momento, stamattina, vedevo 2 o 3 aziende agricole intente a pulire qualche cunetta lungo la strada, tenere aperto un po' i fossi, anche perché
è interesse di tutti, sia la percorribilità delle strade, ma soprattutto il cercare di mantenere intatti gli appezzamenti. La maggior parte delle nostre aziende agricole non è riuscita a fare la semina ad ottobre per le troppe piogge che abbiamo avuto in autunno. Si sperava di poter lavorare i campi a inizio gennaio, qualcheduno ci è riuscito in qualche maniera, ma si prospetta veramente un'annata difficile. Sindaco, che brutto quadro che mi ha dipinto in questa conversazione. Mi dice una cosa, stanotte dorme con un occhio aperto? Come sempre, anche Oh, perché con allerte rosse, non dico che noi poi siamo un piccolo comune, non abbiamo tanta forza lavoro. In questo momento abbiamo un operaio e faremo un concorso tra poco per assumere il secondo. Noi siamo veramente sempre attivi in prima persona e io mi sono ritrovata delle notti a fare il monitoraggio sui ponti. Con tanto di fanale, torcia. Cioè, lei se n'è andata a piedi di notte e notte con la torcia in mano e l'impermeabile, ho capito bene? Sì, assolutamente. No, Salute. a piedi no, in macchina a girare, poi dopo prima di passare sul ponte si fa una spanalata per capire la percorribilità, ma soprattutto per capire, abbiamo 2 punti che sono due imbuti in cui l'acqua può raggiungere livelli alti e a monitorare il franco di sicurezza prima del sormonto dell'acqua, quindi sono cose che facciamo noi, quindi in montagna i sindaci fanno anche questo, soprattutto quelli dei piccoli comuni. Sindaco, io trovo veramente eroico tutto questo, cioè mollare casa, famiglia e andare di notte con la macchina a controllare, perché questo è un rischio, lo diciamo anche per chi ci sta ascoltando. Quindi tanto di cappello e veramente tutto il nostro rispetto e tutto il nostro affetto. Facciamo una bella cosa. Facciamo che verrà la primavera. Quando la strada sarà asciutta verremo a fare una puntata lassù a Polinago. A sto punto è il minimo. Io vi aspetto a braccia aperte. Grazie Sindaco, un abbraccio a lei forte forte e a tutta la sua popolazione. Grazie Antonino, un bacione anche a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Alla prossima. Alla prossima. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, le 19, 2 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Giorgio Moroder, Night Drive, guida notturna del 1981 dalla colonna sonora di American Gigolo, anno di grazia 1980. Bene, bella gente. Allora, tra un po', se il telefono ci aiuterà, dovremmo riuscire ad avere al telefono il buon come si chiama, il buon Ale Musella, per parlare, no, non alla sigla, per parlare con lui di arte. Per cui se tra un po' se tra un po' lo troviamo, dovremmo riuscirci, perché è un po' un problema ogni tanto parlare con lui. Vediamo un po' se ce la facciamo, e così portiamo a casa anche questa bellissima parte della trasmissione, perché mi fa molto piacere questo appuntamento del venerdì sera, già che ci siamo. Vediamo un po' se riusciamo ad averlo al telefono. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiata alle agenzie. Avete ascoltato la sindachessa di Polinago, appunto, Simona Magnani. Io trovo veramente eroico quello che lei fa e che sta facendo per i suoi paesani. Rendetevi conto come siamo messi. C'è un'Italia che ha un'abdicazione, ha un'abnegazione, scusate, un'Italia che veramente fa di tutto per avere il meglio, per il meglio di tutti gli altri, per prendersi cura di tutti gli altri. Ed è questa Italia silenziosa, alle volte posso dirlo offensivamente, perché lo trovo offensivo, definita come minore, ma che minore non è, perché è questo quello che tiene in piedi, che costituisce la spina della nazione, la spina dorsale della nazione. Allora, a Firenze si attende il picco dell'Arno per le 20. Nel frattempo la Meloni dice ogni supporto alle popolazioni colpite dal maltempo. Nel frattempo, sempre l'ANSA, giustizia del Mastro critica la riforma, poi si corregge, l'impianto è ottimo. Nordio dice andiamo avanti compatti. L'omicidio del povero Willy Monteiro, ucciso nel 2020, è stato dato l'ergastolo a Marco Bianchi e condannato a 28 anni il fratello. Ma adesso abbiamo Ale Musella. Ciao Ale. Ciao, come stai? Insomma, io bene. Tu che cosa mi dici di bello? Ti suggerisco di staccare la radio, perché con il ritardo del DAB, se no sembra che... No, mi allontano. Benissimo. Se no sembra che stiamo parlando con Marte, e la cosa non è proprio questa. Come stai allora? Dici un po', raccontaci un po' stasera questo tema del fare, diciamo così, dell'utilizzare la propria venustà, la propria bellezza per spacciare quelle 4 cose che si fanno come arte. Intanto bentornato. Grazie, scusatemi per la volta scorsa, ma in casa. Non ti preoccupare, prego. Allora, io, tu sai, sono un critico, sono un curatore, dirigo una galleria e comunque, ho un po' di esperienza, no? Allora, qui viaggio per i social e quant'altro. E quello che ho sempre detto alle persone che io ho seguito: staccate il vostro, come si dice, account personale e fate un account solo con l'arte. E quando parlate di arte, se volete pubblicità all'arte, non vi fate vedere, soprattutto se siete belle. Sì. Ora, nel mondo dell'arte, nel sottobosco del mondo dell'arte, perché io conosco anche delle artisti che sono bellissime, che comunque hanno un'ottima quotazione e tra l'altro si comportano in maniera corretta, per cui non fanno foto con mezza testa di fuori o con mezzo tubo di fuori. Per cui se tu sei bella e fai una foto con la tua opera non è un problema. Ma se tu ammicchi, allora devi scegliere nella vita che cosa vuoi fare. Esatto. Allora, io vengo contattato abbastanza spesso da diverse persone per
Silvio, poi ripeto, tu un pochino mi conosci, non sono una persona dell'area, per cui se una persona mi chiede un consiglio o mi dice che cosa pensi della tua arte, io non dico mai qualcosa di negativo, do un suggerimento su come eventualmente poterla sviluppare in maniera diversa, senza mai togliere la loro creatività. Quando vengo contattato da persone, da donne molto belle o comunque molto appariscenti, io sono sempre sulla difensiva. Perché? Perché comunque ovviamente tutte le volte che vengo contattato io vado a vedere il profilo, vado a vedere, cioè scrivo il nome, vado a vedere anche su Google chi è, chi non è. E nel momento in cui vedo che le persone che mi contattano sono bellissime donne, non hanno un background e tutte le foto che hanno sono con mezzo culo di fuori, bellissime, vado a vedere soprattutto i commenti. Nel momento in cui i commenti sono tutti uomini, che bella gnocca, a quel punto l'ho sempre detto a tutti, ho detto, ma scusami, perché non crei un secondo account? E queste persone sono sempre cadute in azione. Ma perché? Ma vattene a fanculo, scusami, non so che non si può dire in radio. Certo. Le donne sono pienamente consapevoli del fatto che se tu metti il culo o la faccia o quelli che ti mettono like non sono quelli che ti compreranno l'opera, sono quelli che magari ti chiederanno sempre che tu mi faccia vedere una testa piuttosto che. Sotto questo punto di vista tu puoi raccontarlo tutte le volte. Guarda, io ho seguito delle artiste, non faccio i nomi perché non voglio rompere le balle a loro, dove ho sempre detto, ma perdonami, stai lavorando con me, stiamo facendo dei lavori importanti, puoi evitare di mettere l'opera in secondo piano e la testa, la cosa, niente. Risulta difficile, e poi la cosa che mi dà fastidio è che queste persone sono convinte di essere quotate e brave. Allora, 3 giorni fa mi arriva una persona in galleria. Allora, la nostra galleria a Forte Milani è 250 metri e comunque è una delle poche che c'è. Certo. Devi anche entrare in una certa maniera, perché comunque abbiamo artisti quotati, per cui sai, non sei più negli anni 80, per cui quando entri, se ti proponi, almeno io quello che consiglio a tutti quanti, devi anche comprendere in che galleria entri. Sì. Il che non significa che tu debba fare lo stronzo, però ogni galleria ha la sua linea editoriale, per cui se tu arrivi, devi far vedere 4 disegni e sei un po' scollata, sei una bella ragazza, vedi io che sono il direttore e pensi di prendiamo l'aperitivo, posso essere scurrile, ma vattene a qualcuno, cioè nel senso la mia professionalità non la compri con una scollatura. E invece non hanno ancora capito alcune persone che quando si parla di patriarcato piuttosto che, ma ragazzi miei, nel momento in cui ti proponi così non mi puoi rompere le balle sul patriarcato, perché sei tu che vai a cercare il morto di patata per riuscire a ottenere qualcosa che tanto non ti darà mai. Infatti. Allora adesso mi dispiace tantissimo che Vittorio stia male, perché sta male, si vede, Vittorio Sgarbi. Sì. Allora, tutti hanno sempre parlato di lui come voyeur, come puttaniere, come... Te l'ho detto già una volta, Vittorio non ha mai facilitato nessuna donna nel farla entrare nel mondo dell'arte. Mai. Certo, moltissime donne si affiancano a lui pensando che, essendo Vittorio, magari ho delle agevolazioni, cosa. Per cui lui è sempre stato diretto. Io non ho mai visto fare a lui una presentazione di una donna o di un artista in cui non credeva. Ok? Tolte alcune situazioni. Per cui queste donne qua, no, tutte le volte che ho incontrato degli artisti di un certo tipo, per le quali ho visto delle foto con Vittorio, la prima cosa che mi dicevano, ma io non ci sono stata adesso. Ma chi te l'ha chiesto? Appunto. Io conoscendo Vittorio, ripeto, è un goliardico, sicuramente è un voyeur, una cosa data, però quello che apprezzo di lui è che pur potendo
perché se un Vittorio Sgarbi ti dice lei vale, poi alla fine dei conti bisogna vedere, però comunque hai un plus in più, ok? Non l'ha mai fatto. Per cui ho visto una pletora di donne che si sono avvicinate a lui, che sono andate a mangiare con lui, e non hanno ottenuto niente. Ma si sono avvicinate a lui solo perché, essendo belle, speravano che lui, potendo interagire con loro, potesse promuoverle in maniera diversa. Allora, Vittorio non ha mai abusato di questa cosa qua. E poi è sempre stato preciso nel dire o vai o non vai. Sì. E invece purtroppo sul basso livello, diciamo allora, l'arte è fatta di diversi settori. Okay? Ci sono gli affitti a pareti, ci sono gli cimiteri, però ci sono tantissime persone che sperano o che pensano di essere diversi. E quando incontri personaggi di un certo tipo, che ti fanno pagare per andare, che ne so, ad Amsterdam, poi non ti caga nessuno, però ci sono persone che sono pronte a pagare. E certo, la cosa peggiore è che invece ci sono dei pseudo-galleristi piuttosto che ti fanno intendere che potrebbero portarti in un certo livello se tu ti concedi. Sì. Allora, è come nella televisione, allora, la donna che si propone con il culo di fuori, poi non vi lamentate se arrivano i morti di patata che vi scrivono i messaggi e poi alla fine nessuno vi compra niente. Oppure vi dicono potete venire, ci incontriamo, usciamo a cena. Se fate arte, fate arte. Per cui ancora una volta vi dico, il vostro profilo personale fate quello che volete. Se fate un profilo legato all'arte, se siete belle, che è una cosa paradossale, non ci mettete neanche la faccia. Sì, cioè tu dici mantenete una vostra professionalità nel momento in cui date l'arte, vi date all'arte e siete, diciamo, in pubblico e fate arte. Poi nella vostra vita privata fate che volete, ma non confondete le due cose. Sì, ma Antonino, ti dico, ci sono bellissime donne che sono anche bravissime, che però nel momento in cui si espongono anche loro per la loro bellezza, fanno perdere di valore la loro arte. Perché la gente dice, perché nella testa delle persone, se è così bella, se ha esposto l'arte, è perché si può vendere la data a qualcuno. E invece non è vero. Per cui alle donne ho sempre detto, smettete di esporvi, perché comunque anche nel momento in cui siete pulite, per cui non avete fatto niente, e siete brave, e arrivate in una certa maniera, in un museo o in una galleria importante, ci sarà sempre qualcuno che dirà, vabbè, guarda com'è bella, citate la data. E secondo te è una cosa interessante, è una cosa piacevole per una donna? No, e in ogni caso non è rispettoso, perché io vado proprio perché ho bisogno di vedere l'opera d'arte e mi interessa l'opera d'arte, non diciamo così altre cose accessorie. Allora, io ho gestito per un anno, ho fatto il manager di Adele Cerauli, che ho citata diverse volte. Sì. Bellissima donna, un talento incredibile perché lei disegnava con la Bic in iperrealismo piuttosto che. E ti ho detto che aveva anche, lei è stata museale, per cui è andata nei musei, è andata a Osaka, è andata a Tokyo, però era difficile venderla perché comunque disegnava se stessa. Una bella donna disegnata e come ti ho detto magari il collezionista c'era molto che ti dice a me non mi frega un cazzo di avere il culo di questa posizionata in casa dove magari tu ci fai i tuoi pensieri. Però lei era pura perché non si è mai presentata fisicamente per ottenere determinate cose. Lei si è disegnata, lei si è creata, c'è un'altra cosa. Sì. Oggi ci sono donne che le vedi, guarda quanto è bella quella, non vedi l'opera, cioè, per cui anche questo nell'arte contemporanea diventa un problema, perché non hai tecnica, non sei nessuno, e allora continua a fare l'influencer, vai su OnlyFans,
ma non pretende di entrare nel mondo dell'arte, perché queste persone qua magari per 50.000 like sono convinte di essere brave senza avere tecnica, senza avere un certo tipo di background, e tra l'altro nessuno mai comprerà niente, però dicono che lavoro fai? Faccio l'artista. Sì. Cioè, capisci che... Capisco il tuo punto di vista. Ale, senti, diciamo così, in questo periodo chi dobbiamo tenere d'occhio che punta sulla sua bravura e non su annessi e connessi? Allora, a me piace molto quando la famiglia, quando è morto l'artista, crea una fondazione e per cui spinge l'artista raccontandolo. Quindi in questo caso vi posso proporre Sauro Cavallini, okay? Che è un artista che ha prodotto tantissimo dagli anni 50. Lui è stato internato in un campo di concentramento a Mantova nel 1943 e doveva andare in un altro campo di concentramento ad Auschwitz. Poi fortunatamente non l'ha mandato. Quindi le sue prime opere sono molto rigide, perché hanno raccontato il suo dolore, e poi invece si è espresso in maniera molto morbida. Per cui oggi Sauro Cavallini è una persona che è un artista che quando si vede le sue opere si fanno stare bene. Per cui oggi mi sento di dire Sauro Cavallini. Molto bene, molto bene. Senti, che cosa fai questo weekend? Diciamo, cosa stai preparando in quel del tuo spazio espositivo? Allora, una settimana fa è venuto un personaggio molto importante americano che ha comprato diverse opere in galleria, che mi ha chiesto di andare ad Aspen, in Colorado. Per cui io penso che, siccome dirigendo la galleria non potrei mai andare a luglio, piuttosto che mi ha chiesto di andare, per cui questo è un personaggio, vi dico solo una cosa, è il proprietario del Bellagio a Las Vegas. Però ha aperto 2 gallerie, mi ha chiesto vieni, spiegato da me, ti voglio parlare. Ecco, questo è quello che farò nei prossimi giorni. Molto bene, molto bene. Allora sarà molto interessante seguire, insomma, queste prossime evoluzioni, dai. Senti Ale, diciamo così, ecco, ora in questo periodo a livello artistico cosa ci suggerisci? Allora, a livello artistico l'arte contemporanea diventa sempre più, almeno meno comprensibile, perché, ripeto, oggi tutti si improvvisano artisti. Per cui in questo periodo sta tornando il fatto che il collezionista vuole capire l'artista se è capace di disegnare, e per cui se dovete comprare un oggetto che è design, compratelo. Se ve lo vendono come opera d'arte e non capite neanche, non è che non capite, e comunque come si dice, l'autore non è neanche capace di disegnare, fate due conti. Certo, sicuramente. Ale, io ti voglio ringraziare come sempre del tuo tempo e delle nostre conversazioni. Ci ritroviamo la prossima settimana. Di che parleremo? Di fotografia, e probabilmente la prossima settimana vengo in studio da te. Ah, va bene. A proposito, ma le foto che ti ho mandato? Le paghiamo la prossima settimana. Va bene, ok, grazie. Un abbraccio. Un abbraccione. Ciao. E allora, eccoci qua. Insomma, abbiamo ascoltato anche questo grande momento di arte e cultura con il nostro Ale Musella. Come vedete, uno che non le manda assai a dire, anzi, insomma, le idee anche molto chiare. Quando si fa arte, quando si parla di arte, è bene passare per le cose che si fanno e non per
annessi e connessi che non c'entrano assolutamente niente, come lui saggiamente suggerisce. Va bene, da questo momento il telefono è aperto, 0292947222, se volete intervenire, naturalmente a commento delle notizie di questo venerdì abbastanza croccante, 14 di marzo, nel corso del quale, come vedete, accade veramente di tutto. Stasera è stata una puntata abbastanza, diciamo così, particolare. Allora, l'ANSA batte adesso che il Papa è stabile, per cui i medici hanno deciso che oggi non ci sarà nessun bollettino medico sulle sue condizioni. Nel frattempo viene seguito minuto per minuto ciò che sta accadendo a proposito dell'allerta rossa anche in Toscana ed Emilia-Romagna e si attende il picco dell'Arno, vi dicevo, a Firenze alle ore 20. Diamo un'occhiata anche all'ADN Kronos. Trump ha chiesto a Putin di non uccidere soldati ucraini, la risposta: devono arrendersi. Questa è la notizia di apertura. Il presidente americano: ci sono ottime possibilità che questa terribile e sanguinosa guerra si concluda. Zelensky: la Russia complica deliberatamente il processo di pace. A Roma, altro schiaffo del TAR al comune, sospesi i lavori per il museo della Shoah. L'ADN Kronos ha potuto leggere il decreto, cantiere bloccato, sospesa la bonifica dagli ordigni bellici, rischio danni ai palazzi circostanti. Ancora, sempre dall'ADN Kronos, maltempo, stato di mobilitazione in Emilia-Romagna e Toscana, evacuazioni per i livelli dell'Arno e dell'Amone, e poi l'omicidio di Willy, l'ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni, a Gabriele, la sentenza d'appello bis. La mamma di Willy: le condanne non ce lo ridaranno, a noi è rimasta soltanto una foto. Andiamo a vedere allora che cosa è successo. Ergastolo per Marco Bianchi, condanna a 28 anni per il fratello Gabriele, scrive l'ADN Kronos. Questa è la sentenza dei giudici della Corte d'Assise d'Appello oggi, 14 di marzo, nel processo d'appello bis sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La Procura Generale aveva chiesto la condanna all'ergastolo per entrambi senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, che con la sentenza sono state invece riconosciute a Gabriele. Al nuovo processo d'appello si è arrivati dopo che la Cassazione ha riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario e ha disposto il nuovo giudizio limitatamente alle attenuanti generiche, che erano state riconosciute ai fratelli Bianchi nel primo processo d'appello, facendo scendere la condanna per i due dall'ergastolo a 24 anni. Sono già definitive invece le condanne per gli altri due imputati, 23 per Francesco Belleggia, 21 anni per Mario Pincarelli. Le condanne non ci ridaranno Willy, mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi, con una famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano. Questo è il commento di Lucia Monteiro Duarte, la mamma di Willy, dopo la sentenza d'appello bis. Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e fare in modo che un'altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi, conclude. La sentenza di oggi, dice il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, la sentenza di oggi, lo dice all'ADN Kronos, è quello che ci aspettavamo. È giusto che la magistratura abbia concluso l'iter con questa condanna. Crediamo fortemente che non siano le sentenze da sole a lasciare il segno, ma che tutta questa vicenda debba essere di insegnamento essa stessa per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio e di tutta Italia. Di pene severe ma che rispecchiano un accaduto cruento ed efferato, parla l'avvocato Massimo Ferrandino, parte civile per il comune di Artena. Come parte civile eravamo già soddisfatti per aver cristallizzato una solidissima fase processuale, afferma. Questa ulteriore sentenza conferma l'ottimo operato di tutti i componenti alla pubblica accusa, con una particolare menzione al dottor Brando, che ha portato avanti un lavoro faticoso e professionale. Siamo addolorati per la morte di Willy e il dolore della sua famiglia, ma non siamo dei mostri. E quanto hanno sostenuto Marco e Gabriele Bianchi nel corso delle dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d'Appello di Roma nel processo d'appello bis sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso durante il pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. La Procura Generale nelle scorse udienze ha chiesto per entrambi la condanna all'ergastolo senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Volevo
Puoi replicare quanto detto in questi anni, ha sostenuto Gabriele Bianchi presente in aula per l'ultima udienza del processo. Sono stufo, da 4 anni e più vengo definito come una persona che non sono. Non vivevo di delitti, avevo una frutteria, mi svegliavo alle 3 del mattino per lavorare. Io e mio fratello abbiamo commesso errori e siamo pronti a pagare. In carcere sono la persona che sono sempre stata, mi sto laureando, svolgo il mio lavoro con serietà e impegno, non ho mai litigato con nessuno. Ripeto quello che ho dichiarato nel processo per 4 anni. Voglio pagare per le colpe che ho, ma non ho mai colpito Willy, non l'ho toccato. Non posso confessare una cosa che non ho fatto, sono pronto a morire in carcere, ma non dirò mai che l'ho colpito io. Sono addolorato per la morte di Willy, ha detto Gabriele rivolgendosi alla madre della vittima. Ho chiesto un incontro con i familiari per poterli guardare negli occhi e se potessi cambierei le sorti di quella sera. Prego tutte le notti che mi venga data la speranza di poter abbracciare mio figlio fuori dal carcere. Il risultato è stato appunto da parte della Corte d'Assise d'Appello nel processo d'appello bis Marco Bianchi, ergastolo per Gabriele, suo fratello, condanna a 28 anni. Vi dicevo appunto della conversazione, della telefonata tra Trump e Putin, riferisce sempre l'ADN che Trump ha chiesto a Vladimir Putin di risparmiare le vite dei soldati ucraini nella regione russa del Kursk. Il leader del Cremlino ha risposto invocando la resa delle forze di Kiev. Dall'Ucraina però è arrivata la risposta non richiesta al presidente americano. I nostri soldati non sono accerchiati. Ad accendere la miccia è stato il post che Trump ha pubblicato su Truth, con un riferimento a un colloquio diretto con Putin. Abbiamo avuto discussioni molto positive e produttive col presidente russo Vladimir Putin. Ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra tra Ucraina e Russia possa finalmente giungere alla fine, ha scritto. In realtà la Casa Bianca ha poi precisato che il presidente non ha avuto un colloquio diretto con Putin, ma ad averlo è stato l'inviato USA Steve Witkoff. La confusione è stata creata dal fatto che nel post in cui Trump non ha mai citato il suo inviato, a un certo punto il presidente ha scritto «Io ho chiesto con forza al presidente Putin», lasciando intendere quindi di aver parlato personalmente col presidente russo. In questo momento, ha infatti scritto Trump riferendosi ai soldati ucraini presenti nel Kursk, migliaia di truppe ucraine sono completamente circondate dai militari russi e in una posizione molto vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite. Sarebbe un massacro orribile, mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L'esercito ucraino ha tuttavia smentito le affermazioni di Trump. Non c'è nessuna minaccia di accerchiamento delle nostre unità nella regione russa del Kursk, ha assicurato lo Stato Maggiore su Facebook. Ho letto la richiesta, per implementarla Kiev deve dare l'ordine ai suoi soldati nel Kursk, devono arrendersi. Se i soldati ucraini depongono le armi avranno salva la vita e riceveranno un trattamento dignitoso, ha detto Putin, come si legge sulla TASS. A sua volta la Russia ha reso noto di aver ripreso il controllo di 28 località nella regione, teatro lo scorso agosto dell'offensiva di militari ucraini. Il Ministero della Difesa di Mosca, con un aggiornamento che riguarda l'ultima settimana e viene rilanciato dai media russi, riferisce della liberazione di 28 centri abitati nella regione russa, compresa Sudzha, e rivendica anche il controllo di insediamento nella regione ucraina di Sumy. Ma sono le 19:30 minuti e 48 secondi, pausa e poi ci ascoltiamo i Didi Sound, She's Not a Disco Lady del 1979, tra poco. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19:35 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Noi ci avviamo in quest'ultima parte verso la fine della nostra trasmissione. Vi ricordo che domani alle 9:35 ci sarà, come sempre, il garage dell'Alfista con il nostro Alex Cereda. Insomma, andremo avanti con le nostre storie a base di Alfa Romeo e non solo. Allora, adesso arriva lui, implacabile come sempre. No, non è Vito Coviello. Vito ha mandato la poesia, ma la daremo dopo. Adesso c'è lui, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Sveva, se sei pronta, vai pure quando vuoi. La decisione di Donald Trump di togliere la protezione atomica della NATO ai paesi europei da lui accusati, ed è vero, di non volerne sostenere i costi, ha avuto come conseguenza di stimolare la proliferazione atomica. I paesi europei rimasti senza protezione atomica americana stanno infatti pensando di darsi un'atomica comune loro, ritenendo che quella francese sia insufficiente e comunque non comunitaria. La Polonia, ad esempio, che è vicina al confine con la Russia, è la più inquieta. Il suo premier Donald Tusk infatti ha detto: dobbiamo cogliere l'opportunità relativa alle armi atomiche, e l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhnyi ha aggiunto: l'Ucraina non ha ancora le sue armi nucleari, così paga la sua libertà col sangue della sua gente. Vorrei sottolineare in particolare l'addizione "non ha ancora". Anche Lettonia, Estonia e Lituania si sono dette molto interessate ad aderire a un programma europeo di riarmo atomico. Rieccoci qua, è stato come sempre implacabile Pierluigi Magnaschi. 19:37 minuti e 23 secondi, 0292947222. Se avete voglia di intervenire e dire la vostra, altrimenti 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Ancora qualche agenzia prima di salutarci, e in particolare, ecco qua, adesso in questo momento ci sono due cose che stanno succedendo. La prima arriva dal Canada, la seconda arriva dall'Ucraina. Nel primo caso c'è Kearney, il nuovo primo ministro canadese. Sapete che Justin Trudeau il bello si è ritirato, e tuttavia entro il 20 di ottobre bisognerà celebrare nuove elezioni al Canada, e ha detto Kearney che mai e poi mai il Canada diventerà la 51esima stella della bandiera americana. Va detta una cosa: come disse una volta Lester Pearson, che è stato un leggendario primo ministro del Canada, il rapporto tra i due paesi è come avere una moglie: non puoi stare a volte con lei, ma non puoi stare certamente senza di lei. Quindi sono rapporti che hanno avuto alti e bassi. È vero però che recenti sondaggi, io ne ho scritto, domani ci sarà un mio pezzo su Italia Oggi, recenti sondaggi dicono che sostanzialmente più del 60% dei canadesi prende sul serio queste minacce trumpiane, e non è propriamente una bella cosa. Comunque, Mark Kearney, appunto, dice la BBC, dichiara che il Canada non diventerà mai parte degli Stati Uniti nel suo primo discorso come primo ministro del paese. Il nuovo primo ministro, che si trova a duellare contro Donald Trump nel bel mezzo di una guerra commerciale che si fa sempre più dura, dice che si aspetta rispetto da parte degli americani, e ha definito i commenti del segretario di Stato Marco Rubio a proposito di un 51esimo Stato come folli. Kearney dice che visiterà la Francia e il Regno Unito nel suo primo viaggio oltremare, aggiungendo inoltre che al momento non ha alcun piano per incontrare Trump, che peraltro lui aveva definito nei giorni scorsi come Voldemort, ma aspetta di parlare con lui. Richiesto di una
richiesto della possibilità della data della prossima elezione generale al Canada, quando saranno convocate le elezioni politiche. Il primo ministro ha declinato di dire quando sarà e ha scherzato dicendo che i canadesi possono aspettare di votare prima di novembre. L'elezione si dovrà tenere comunque prima di ottobre, vi dicevo, entro il 20 di ottobre. Il leader del nuovo Partito Democratico, Jamet Singh, ha criticato Kearney dopo la sua nomina, mentre il blocco québécois, il blocco che rappresenta gli interessi della minoranza francofona del Canada, il leader del blocco québécois, Yves-François Blanchet, si chiede chi è che difenderà gli interessi del Quebec sotto la guida di Kearney. Invece, per il momento, ha cominciato a parlare il leader dei conservatori, Pierre Poilievre, che tra l'altro i conservatori, che guardano ovviamente a Trump con molto favore, sono avanti nei sondaggi 40%, ma le sparate di Trump sono riuscite purtroppo, e qui vedi l'errore marchiano, sono riuscite purtroppo a ricompattare i liberal di Trudeau e di Kearney, che era un partito alla canna del gas e che adesso è al 30%. Quindi alle volte Donald piscia un po' troppo fuori dal vasino, diciamo così, anche perché era suo interesse favorire una svolta, diciamo così, di stampo conservatore in Canada. Per il momento non ci sarà. Va bene, sono le 19:42, sapete che vi dico? Vi dico che è il momento della poesia. Sveva, che cosa ci ha mandato di bello il nostro immenso Vito Coviello? Vito ha detto che ha mandato una poesia sulla scoperta dell'America, anzi ti leggo quello che ha scritto. Ciao Sveva, ti ho inviato una clip audio e non un video che poteva interrompersi. Delta del Paradiso, dedicata alla scoperta dell'America quando Colombo arrivò a Rio delle Amazzoni. E allora agevoliamo questa scoperta dell'America. Sognatore tra i mondi, navigatore di caravella, ho trovato il mare in salita. Angelo caduto, ho ritrovato il delta del paradiso. Fiume d'amore immenso. E agogno lì ritornarvi, penetrarvi fino al cuore della vergine selva. Ecco a te Antonino, dici insomma com'era? Come sempre immenso il nostro grande Vito, la vergine selva, straordinario veramente. Va bene, ok, allora io ringrazio tutti voi perché si sono fatte le 19:44 minuti, quindi diciamo così che ci avviamo quindi alla conclusione. Io voglio ringraziare come sempre il nostro Vito, voglio ringraziare Sveva che ha la pazienza, come vedete, di seguire questi lazzi frizzi, sbrigude, ghiribizzi che facciamo nell'etere. Grazie a tutti voi perché finisce anche quest'altra puntata. Certo, 957, lunedì sono 958. Ci avviciniamo a quota 1000, cominciate a farvi venire qualche idea su come festeggiare ste 1000 puntate, perché insomma camminando sono quasi 5 anni. Il 7 di settembre saranno 5 anni dall'inizio di questa avventura, quindi grazie intanto del vostro tempo e della vostra pazienza e di tutti quelli che collaborano
o hanno collaborato a questa trasmissione dando il loro tempo, la loro capacità e le loro migliori caratteristiche, io credo. Io alle volte faccio il vigile urbano, niente di più, però è bello vedere tutte queste voci, queste idee che si incrociano nell'aria, come è giusto che sia. Permettetemi stasera un pensiero particolare per gli amici, le amiche che ci ascoltano da Toscana ed Emilia Romagna. Mi raccomando, state al coperto, non fate fesserie e vedrete che passerà. In Sicilia e in Calabria c'è un modo di dire: calati giunco che passa la china, calati giunco che passa la piena del fiume. Passeranno anche queste piene, passerà questo maltempo e avremo modo di vedere giornate nettamente migliori. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con una canzone di Philo e Ickmel, Gigi del 2025, il miglior rap tedesco solo per voi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.